sono un gruppo musicale, si occupano molto di dialogo interreligioso attraverso il canto e quindi rientra pienamente nella giornata perché, come abbiamo visto un po' nell'introduzione, la dimensione spirituale, la dimensione interiore è fondamentale nell'accompagnamento alla musica. E allora attraverso l'uso di alcuni mantra presi da tutte le tradizioni cercano di introdurvi un po' in un aspetto più interiore che fa parte della formazione, alternati da narrazioni di Elisabetta Salvatori. È un'attrice che ha fatto delle cose molto significative a livello anche, diciamo, nazionale. Di recente è stata prima serata in diretta Rai 1 con un suo testo insieme a Paolini e racconta storie vere che servono proprio a guardare la vita da un altro punto di vista. E gli armonici invece faranno questi canti scelti, sono brevi mantra dalla tradizione ebraica, indiana, musulmana e cristiana. E vedete che la musica di solito e il canto e la narrazione non lasciano le persone uguali a prima. Qualcosa di profondo che ne siete. Lascio subito quindi lo spazio a loro.
Yashua ben Levi digiunò a lungo e pregò con tutto se stesso di incontrare il profeta Elia. Ed Elia gli venne incontro. Allora Rabbi Yashua ben Levi gli chiese di poterlo seguire. Voleva stare con lui, osservarlo, imparare guardandolo. Elia accettò. Pose solo una condizione, nessuna domanda. Non voleva dare spiegazioni su comportamenti che magari potevano non essere compresi. Semmai li avrebbe spiegati al momento in cui il loro viaggio insieme dovesse finire. Rabbi Yashua, d'accordo, iniziò a seguirlo. La strada era sassi e polvere. I passi scandivano il cammino. Con lui arrivarono a una costruzione, una stamberga. Ci vivevano marito e moglie già in su con gli anni, povera gente. Avevano solo una mucca. Elia e Rabbi Yashua ben Levi furono accolti con riguardo. Quel poco da mangiare che c'era glielo offrirono col cuore. Passarono la notte lì. La mattina, appena ripresero il viaggio, Elia cominciò a pregare che la loro mucca morisse, che la loro mucca morisse, che morisse. E la mucca morì. Rabbi Yashua, distinto, chiese perché, ma Elia gli ricordò il loro patto. Nessuna domanda. Rabbi Yashua stette zitto e proseguirono. Camminarono tutto il giorno e la sera arrivarono ad un palazzo. Il proprietario non li accolse, era preso da altri ospiti, dalle sue cose, e in più quel giorno era crollato un muricciolo nel giardino e adesso aveva anche il fastidio di farlo rimettere a posto. Rimasero lì, ma senza mangiare, senza una coperta, senza che nessuno gli rivolgesse una parola. All'alba, prima di ripartire, Elia pregò e si mise a ricostruire il muro. Rabbi Yashua ben Levi era confuso, ma non fece domande. Ripresero il cammino. Ogni tanto qualche folata di vento alzava la polvere, smuoveva le loro vesti. Arrivarono stanchi a una sinagoga. Era uno splendore. Aveva i banchi di legno intarsiati d'oro e d'argento. Ognuno sedeva in un posto secondo il suo rango. Quando gli uomini della sinagoga li videro, cominciarono a chiedersi chi gli avrebbe dato da mangiare a quei due viandanti. E poi decisero che gli doveva bastare un po' di pane e un po' d'acqua. Gli dettero quello. La mattina dopo Elia pregò perché gli uomini di quella sinagoga divenissero tutti dei capi. Ripresero la strada, arrivarono a una città. Lì la gente gli andò incontro, gli fece festa, furono trattati da amici, sistemati in una delle case migliori. Mangiarono, bebbero, si riposarono e la mattina Elia pregò perché tra quegli abitanti ci fosse un unico capo. Quando Rabbi Yashua sentì questo, non riuscì a trattenersi, rinunciava a seguirlo, tanto accumulava solo inquietudine, ma voleva capire perché quelle preghiere. Ed Elia cominciò a spiegare. Disse che aveva fatto morire la mucca perché quel giorno era destino che morisse la moglie di quel brav'uomo, e così aveva chiesto al Signore di prendere la mucca al posto della donna. Raccontò poi che nelle fondamenta del muricciolo crollato c'era nascosto un tesoro, per questo si era messa a ricostruirlo, e che aveva pregato che ci fossero tanti capi nella sinagoga, perché dove sono in tanti a comandare arriva la discordia. E così, per lo stesso motivo, per il bene della città, aveva pregato che di capi ce ne fosse uno solo. Poi Elia aggiunse
che qualunque cosa Rabbi Yeshua avesse visto durante il suo cammino, uomini malvagi aver fortuna, uomini onesti tribolare, che non si lasciasse ingannare, di non aver mai dubbi sul Creatore, perché è giusto e vede la vita intera delle persone, non solo quello che accade in un momento. Elia e Rabbi Yeshua si abbracciarono, guardarono il cielo, anche il cielo li guardò, gli sorrise e poi ognuno riprese la propria strada. La
Questo è un racconto indiano. In un eremo, il santo Narada, una asceta, si stava consumando in preghiera. Si rivolgeva al divino Vishnu perché gli facesse comprendere il mistero delle Maya, che sarebbe tutto ciò che intesse il cosmo, le costellazioni, le creature. E Vishnu ebbe compassione di lui, gli apparve nella figura di Krishna, il pastore, l'eroe benevolo e gioioso, e partirono insieme. Krishna gli avrebbe mostrato la sua Maya. Raggiunsero una landa deserta. Il sole era alto, forte, il caldo s'appoggiava sulle loro vesti. Krishna, che aveva sete, chiese a Narada di andare al villaggio vicino a prendergli un po' d'acqua. Narada, felice di poter accontentare il suo signore, si mise subito in viaggio. Arrivò a un borgo di poche case e bussò alla prima porta. Aprì una bella ragazza, con gli occhi dolci, buoni, e Narada dimenticò cosa doveva chiedere. La fanciulla lo invitò a entrare. Che sua voce, che semplicità, che garbo. L'ermita accettò. Venne ricevuto da quella famiglia come si riceve un santo. Erano tutti felici per la sua presenza. Rimase con loro. Non ricordava più che cosa l'aveva fatta arrivare al villaggio. Si era perso nella quiete maestosa di quella casa. Si era innamorato. Narada chiese al padre la mano della ragazza. Si sposarono. Ebbero 3 figli. Passò il tempo. Il padre morì e Narada ereditò bestiame e campi e proseguì il lavoro del suocero. Passarono altri anni e poi durante un monsone un'inondazione distrusse il villaggio. Le capanne sprofondarono nel fango. Il bestiame venne portato via dalla corrente. Tutti dovettero fuggire. Narada prese per mano la moglie e i 2 figli, mentre il più piccolo era sulle sue spalle, e se ne andò nella notte, sotto la pioggia. L'acqua era impetuosa, correva, si alzava sempre di più. Narada inciampò. Il bambino che teneva sulle spalle scivolò, scomparse nei flutti. Narada lasciò le mani degli altri figli per salvare il piccolo, ma inutilmente. Anche gli altri sparirono nei gorghi del lago. Teneva ancora la mano della moglie, ma un'onda li avvolse, li divise e li portò via. Fu trascinato alla deriva e rimase su un'altura privo di sensi. All'alba, quando si riprese, vide tutto quel disastro e scoppiò a piangere. Ma alle sue spalle una voce lo fece sussultare. Narada, dov'è l'acqua che mi dovevi portare? È più di mezz'ora che ti aspetto. Narada si voltò, si guardò intorno. Non c'era l'inondazione, era nel deserto col suo Dio che stava lì in piedi dietro di lui. Allora Krishna sorrise e disse: ecco, adesso conosci il mistero della mia Maya.
Arjuna chiese a Krishna: Divino Signore, come posso cercarti e dove trovarti? Krishna rispose: O Arjuna, io sono il fuoco, io sono il vento, io sono il leone, io sono il tempo, sono la dimora, il rifugio, l'amico, la melodia, la sillaba Om. Io sono l'infinito. Mai vi fu un tempo in cui io non fossi, né vi sarà mai, o Arjuna, un tempo in cui noi non saremo. Io sono il fuoco, io sono il vento, io sono il leone, io sono il tempo, sono la dimora, il rifugio, l'amico, la melodia, la sillaba Om. Sono io la libagione, il silenzio dei segreti, il padre e la madre dei viventi. Io sono lo splendore, o Arjuna, degli esseri splendenti. Hare
Questo è un racconto islamico. Un derviscio camminava lungo il fiume, ascoltava le anatre starnazzare, i cinguettini, gli insetti, il fruscio della brezza tra le canne, guardava gli azzurri, i turchesi, le trasparenze dell'acqua e del cielo. Il derviscio è un mistico. Derviscio vuol dire due cose: povero e colui che cerca il passaggio. Il derviscio passeggiava immerso nell'armonia e in pensieri profondi di teologia e morale, che ogni tanto gli facevano anche accostrare la fronte. Si faceva domande sulla ricerca della verità. Aveva studiato in una scuola severa, era rigoroso, esigente con se stesso, voleva essere preciso nelle liturgie. Mentre camminava e rifletteva, sentì arrivare da lontano, portato dalla brezza, una voce, un canto. Era un uomo che da qualche parte, sull'altra sponda del fiume, intonava un'invocazione nella sua stessa religione, però la pronunciava in maniera sbagliata. Il derviscio pensò che pregare così a quell'uomo non gli sarebbe servita a niente e che era suo dovere correggerlo, migliorarlo nella fede. Prese una barchetta e andò a cercarlo. Lo trovò. Anche lui era vestito da derviscio. Stava seduto per terra in mezzo a un canneto e si cullava al suono di quel verso iniziatico. Il derviscio conto lo fermò. Gli spiegò che stava sbagliando la pronuncia e gli fece sentire il canto corretto. E poi disse che è bene dare buoni consigli ed è bene saperli accettare. L'altro li accettò volentieri, lo ringraziò di cuore. Il derviscio risalì sulla barchetta soddisfatto. Era contento di aver aiutato quell'uomo, perché se avesse continuato a sbagliare non avrebbe mai raggiunto nessuna verità. Remava, guardava l'increspatura dell'acqua, pensava che per chi conosce la formula sacra corretta è possibile anche camminarci sull'acqua. Non aveva mai visto nessuno capace di farlo, ma sperava che prima o poi gli sarebbe capitato. Era nel mezzo del fiume quando di nuovo sentì quella voce che continuava a pregare sbagliando. Via, doveva tornare indietro per insegnargli ancora. Girò la barca e vide a pochi metri il derviscio che gli veniva incontro, camminando sull'acqua, sulla superficie del fiume. E l'altro: fratello, scusa, saresti così gentile da spiegarmi di nuovo la formula? Lo senti che continuo a sbagliare?
arriva dentro la casa. Che la donna fu madre della casa dei profeti. Zaccaria, suo padre, pieno di Spirito Santo, profetò dicendo: bambino mio, starai in profeta, È una storia di più di 2000 anni fa, che si svolge a più di 2000 chilometri da qui, in una terra che si chiama Santa. È la storia di due annunzi, di due coppie, Elisabetta e Zaccaria, Maria e Giuseppe. Zaccaria era un uomo anziano, una persona per bene, una specie di sacerdote. Era sposato da tanti anni con Elisabetta, ma c'era un'ombra sulla loro unione. Per quanto l'avessero desiderato,
non erano riusciti ad avere figli. Elisabetta era sterile, una vergogna che si era portata addosso per tutta la vita. C'era invecchiata insieme. All'epoca non avere figli era non avere la benedizione di Dio. Quel giorno Zaccaria si trovava lontano da casa. Per 2 settimane sarebbe stato al Tempio. Aveva un servizio da svolgere, una cosa che i sacerdoti facevano a turno. Doveva offrire l'incenso sull'altare. Toccava a lui. Fuori sul piazzale la gente era raccolta in preghiera. Salì le scale, indossava i paramenti. Entrò da solo nella parte più sacra del Tempio, un luogo riservato, come essere più vicino a Dio degli altri. E lì Dio lo fece chiamare. Gli mandò Gabriele, il suo angelo. Zaccaria si spaventò a vederlo. Capì subito che veniva dal cielo, eppure ebbe paura. La paura è uno stato d'animo che spesso sciupa le cose. L'angelo lo tranquillizzò, gli disse che era lì perché doveva dargli una bella notizia, che la preghiera di una vita era stata ascoltata. Elisabetta gli avrebbe dato un figlio e lui avrebbe dovuto mettergli nome Giovanni. Zaccaria si mise a discutere che era impossibile, che erano troppo vecchi. E l'angelo, di fronte a quest'uomo che neanche davanti a un segno misterioso rinunciava ai propri ragionamenti, si indignò e gli tolse la parola. Da quel momento il vecchio non poté più fare un discorso. E poi l'angelo scomparve. Zaccaria uscì sconvolto, mugolava, faceva gesti. Fu chiaro a tutti che era successo qualcosa. Tornò da sua moglie e poco dopo Elisabetta aspettava un bimbo. Fu felice, non ci pensò neanche all'età, sarebbe diventata madre, via la vergogna. Il suo grembo sfiorito avrebbe germogliato come un melo, come un campo, come un pane che lievita sotto la coperta. Quando fu al 6° mese, lo stesso angelo andò da una ragazzina di Nazaret, Maria. Dice che entrò proprio in casa sua, la salutò come si saluta una regina e lei rimase meravigliata e gustò quel saluto. Assaporò quello che succedeva con lo stupore che hanno i bimbi poveri davanti alle sorprese. L'angelo le disse che anche lei, come Elisabetta, avrebbe avuto un figlio, che Dio l'aveva scelta. Maria era fidanzata, ma non era mai successo nulla tra lei e Giuseppe. Non ci pensò. Non pensò che se davvero fosse rimasta incinta e non l'avessero creduta, l'avrebbero portata fuori dal villaggio e uccisa a sassate. Non pensò a nulla di concreto, a nulla di ragionevole. Vide l'angelo, vide la luce, fu confusa, fu felice, disse: eccomi. L'ombra le passò sopra e il bambino era già in lei. Maria raccontò a Giuseppe, non le credette. Comunque il dolore fu più grande della rabbia. Non l'avrebbe presa in moglie, ma non l'avrebbe nemmeno fatta lapidare. Fu l'angelo, quella notte in sogno, a spiegargli tutto. Gli disse anche il nome che doveva mettere al bimbo. Così Giuseppe prese Maria, spaesato, ma senza dubbi. Elisabetta e Maria aspettavano un bimbo insieme. Erano parenti, non vivevano nello stesso posto, ma si incontrarono. Fu Maria che andò a trovarla. Restarono insieme un po' di tempo, ne avevano bisogno. I figli che aspettavano non erano come gli altri, non erano come loro. Elisabetta sarebbe stata madre di un profeta e Maria madre da allora per sempre. Elisabetta partorì nel suo letto, con Zaccaria accanto e le donne ad aiutarla. Prese il bimbo tra le braccia
Le chiesero che nome mettergli. Lei disse Giovanni. Ebbero a ridire. Di solito si mettevano i nomi dei padri, dei nonni, e non c'era nessuno in famiglia che si chiamasse così. Zaccaria tremava, prese una tavoletta, un gesso e scrisse: il suo nome è Giovanni. E solo allora le sue labbra si sciolsero e riprese a parlare. Maria non partorì in casa. C'era un censimento. Dovevano andarsi a far contare. Non erano tempi facili. Per i poveri non ci sono mai tempi facili. Fecero 120 chilometri, un po' a piedi, un po' sull'asino. Passarono vicino a Gerusalemme, sede del re, del tempio, del potere, e arrivarono a Betlemme, un villaggio di poche case, grotte, pastori. Il bimbo nacque lì, in un riparo di fortuna, non nello splendore di Gerusalemme. Nacque in una spianata di uomini addormentati, perché era notte, ma lo splendore ci fu. Prima una stella, diversa dalle altre, e poi angeli, un'infinità, come se il cielo si fosse spalancato. Andarono a svegliare i pastori, che si avvicinarono e trovarono un bimbo, un babbo e una mamma senza nulla, e si inginocchiarono di fronte a un mistero che non capivano, ma che li faceva piangere di tenerezza. Anche Giuseppe aveva le lacrime, come ogni uomo che diventa padre. E Maria guardò il bimbo con curiosità e cercò nei tratti della sua creatura, nella forma del nasino, nel taglio degli occhi, nei colori, nella bocca. Cercò in quel bimbo, nel volto del figlio di Dio, qualcosa che somigliasse anche a lei.